Cosa troviamo all'interno di questo libro? Allora, innanzitutto è un libro nato da un finanziamento Interreg Italia-Francia, quindi comunque un finanziamento europeo, e all'interno di questa piccola pubblicazione che è nata con uno scopo divulgativo, quindi non scientifico ma divulgativo, fa parte di diverse azioni finanziate da questo progetto, tra cui anche la valorizzazione del sentiero che conduce a questo sito, quindi anche c'è una cartellonistica, è stato proprio anche risistemato il sentiero, non dico creato ex novo, ma è stato ripristinato un vecchio sentiero già esistente, che è anche inserito all'interno del Cammino di Santa Barbara. In sostanza, questa piccola pubblicazione parla della tomba dei giganti di Savraigada a Barrancomanno. Barrancomanno è una frazione del comune di Sant'Adi, nel Sulcis, quindi provincia del sud Sardegna. Appunto parla, descrive il sito di Savraigada, perché poi ci siamo resi conto che all'interno di quest'area non c'era solo la tomba dei giganti, che era un monumento già noto al pubblico e anche a livello scientifico da diversi decenni, ma ci siamo resi conto che il sito è molto più ampio rispetto a quello che normalmente si considerava. Si tratta di un'area di circa 8 ettari di estensione, dove si trovano tracce di insediamenti soprattutto di periodo nuragico. Ci sono diverse muraglie, ci sono diversi punti insediativi, probabilmente dei villaggi. C'è il nuraghe di San Roque Luciferu, che sta sulla sommità, un nome particolare, anche evocativo, che ha permesso anche di fare certi diciamo, ragionamenti abbastanza suggestivi. No, comunque all'interno di quest'area abbiamo visto che appunto oltre la tomba dei giganti ci sono altre evidenze archeologiche, tra cui queste muraglie megalittiche e tracce di insediamenti abitativi. Il monumento principale resta comunque la tomba dei giganti, che è una delle meglio conservate in Sardegna. Possiamo vedere anche magari la pianta, vediamo se la trovo, eccola qua, non so se si riesce a vedere. È abbastanza ben conservata, sia a livello planimetrico che in elevato. È una anche delle più alte in Sardegna, siamo a quasi 5 metri d'altezza nella parte frontale. La camera è di circa 10 metri, conserva ben chiara la parte antistante, l'esedra, con anche una controesedra in questa parte qui, quindi una struttura aggiunta successivamente. La forma è quella classica delle tombe dei giganti, quindi molto simile a quella che viene interpretata come protome bovina. Vedete qua l'esedra, che sarebbero le corna, e questo il muso o il corpo di un bovino. È un sito che non è mai stato indagato archeologicamente, quindi non abbiamo dati scientifici certi anche per la datazione, l'interpretazione, la datazione cronologica del sito. È stata fatta solo una pulizia? Sì, è stata fatta solo una pulizia e una indagine così, diciamo, di superficie. Ci sono pochissimi reperti che sono stati ritrovati nell'area e nessuno è stato studiato, quindi attualmente oltre il monumento in sé non ci sono degli studi specifici. Però per la sua tipologia e per il contesto è stata datata al Bronzo Medio, quindi stiamo parlando di un periodo intorno al 1500 a.C. come datazione ipotetica, perché ripeto non ci sono state indagini archeologiche. È molto simile, sì, sono quasi, proporrei quasi un... Sono corna spezzate queste. Sì, queste sono molto più brevi, insomma l'esedra allora in realtà come estensione di esedra come dimensioni siamo quasi identiche.
però sono sviluppate in modo diverso, insomma queste sono più, come vedi qua, sembrano quasi più tozze rispetto a quelle di Subrezoni, dove invece sono molto più allungate. Poi sono gli spessori murari che cambiano, questi sono più larghi rispetto a... E la camera rimane completa? Sì, la camera è completa, si può accedere dal portello d'ingresso, questo qua, la camera, vediamo se trovo un'immagine, ci permette di vedere com'è all'interno, eccola qua, è questa qua. Si può accedere all'interno, è così, sì, così com'era, cioè non è mai stata scavata, non è mai stata restaurata. Si è stata solo ripulita dalla vegetazione esterna. È coperta in questo caso a piatabanda, mentre quella che abbiamo visto oggi ha una sezione ogivale, quindi non si vedono le lastre di copertura, almeno nei pochi tratti visibili della camera. Non si vede la piatabanda, che invece in questo caso è ben evidente anche nella parte esterna. Questo libro viene distribuito gratuitamente presso il sistema museale di Sant'Adi, in particolare al Museo Archeologico di Sant'Adi e nell'area archeologica di Panillorica, sempre a Sant'Adi. Chiaramente la distribuzione è gratuita per chi viene a visitare chi viene a visitare il sito in generale, il sito o il museo di Sant'Adi, mentre l'area archeologica di Savraigada, quindi di Barrancomanno, a visita libera, quindi è un sito non gestito. Ci sono delle guide escursionistiche che prestano la loro professionalità per accompagnare i visitatori lungo il percorso, insomma un po' spiegare. Esatto, essendo insomma, mi hai detto il cammino di Santa Barbara, giusto? Anche sì, quindi sicuramente anche all'interno inserito più da delle guide escursionistiche. Sì, esatto, ambientali escursionistiche. È quasi all'interno anche diciamo un po' fuori dal perimetro, però si può dire che fa parte del parco ambientale di Guturumanno. Io mi sono occupato della parte archeologica, quindi in realtà dalla parte toponomastica, quella ambientale, fino ad arrivare a quella archeologica, mentre un altro collega, Davide Chia, si è occupato della parte delle tradizioni popolari e quindi della parte etnografica, insomma, delle tradizioni popolari e quindi anche dei miti, delle leggende legate a questi luoghi. Anche sul perché si chiamino tombe di giganti. In effetti, se andiamo a vedere nella parte finale, vedete questi disegni che ricostruiscono insomma un po' l'aspetto anche un po' mitologico, culturale, sì, vedete qua un gigante che si sta occupando della costruzione della tomba, oppure anche delle leggende legate al ritrovamento di tesori di questi luoghi, ritrovamento di tesori in questi luoghi. Vedete qua, insomma, ci sono due persone che stanno ricercando uno scusorgio, come si dice, perché ci sono comunque delle tradizioni popolari che parlano appunto di ritrovamenti di tesori. È una cosa molto comune in tutta la Sardegna, però diciamo che probabilmente qualcosa di vero c'è. Qualcosa di vero c'è, perché addietro. tempo addietro qualcuno può aver trovato dei manufatti antichi e quindi è nata questa idea di tesori nascosti in questi luoghi antichi. E voglio invitare chiaramente tutti a visitare il sistema museale di Sant'Adi e la tomba di giganti di Savraigada a Barrancumanno. È un sito che merita sia dal punto di vista archeologico ma anche dal punto di vista ambientale. Oltre alla tomba dei giganti c'è anche questa cavità naturale molto suggestiva. Che sta proprio in vicinanza della tomba. Esatto, è proprio a fianco. Vediamo di nuovo, torniamo indietro, vediamo l'immagine generale. Dove siamo andati? Eccola qua. Sì, è molto vicino. Con la tomba, e qua c'è questa cavità naturale che viene chiamata appunto Sagruta Vraigada, che probabilmente in antico è stata usata anche come luogo di sepoltura. È molto caratteristica e suggestiva dal punto di vista anche paesaggistico. Anche in questa immagine si vede meglio la tomba dei giganti e Sagruta Vraigadi.
questa Gruta Vregal. Un altro nome della tomba dei giganti è Sadutes Pistedus, che sarebbe letteralmente la tomba dei pipistrelli, perché all'interno di questa tomba dei giganti nidificano, diciamo, si rifugiano delle colonie di pipistrelli. Prima erano più numerose, ora sono pochi, perché comunque la tomba, essendo molto frequentata insomma, sono un po' disturbati da questo punto di vista. Mentre stavo parlando del San Roque Lucifero, il nuraghe, o quel che resta, si trova sulla sommità di questo monte che ha, non so se riesci a vedere questa roccia qua, ricorda un volto umano, qualcuno assimila a un papa. Lucifero è stato uno dei più importanti vescovi paleocristiani della Sardegna, San Lucifero appunto, e che viene rappresentato proprio con un copricapo di questo tipo, quindi non sappiamo se è una suggestione moderna o se il toponimo sia legato veramente alla somiglianza di questa roccia con il vescovo Lucifero. Esatto, se anche proprio si vede in base alla luce anche la croce della tiara. Cioè, quindi è un posto che può raccontare dal punto di vista ambientale, archeologico e anche storico, insomma, oltre che etnografico.